Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, mercoledì 16 novembre. Domenica mattina 20 novembre a partire dalle ore 10 ci sarà in piazza Chioggia, nei pressi della Loggia dei Bandi, il primo raduno ufficiale organizzato da SAV, Sorveglianza Aerea Veneta, un gruppo, il cui intento è far parte della protezione civile con piloti certificati per compiere azioni di controllo del territorio e attività di primo soccorso con l'aiuto dei droni. Ci sarà un gazebo con gadget e informativa per chiunque sia interessato al volo dei droni di per sé stessi o di far parte di questa nuova realtà. Saranno esposti vari tipi di droni che non potranno essere lanciati in volo per vari motivi, incluso il rispetto delle norme, ma che potranno essere mostrati in tutte le loro possibilità di volo e di azione. Sarà presente Gianni Baggio, titolare della ditta produttrice di droni Upceli. Sarà un'occasione per gli amanti del volo dei droni di conoscere tutte le potenzialità che questi nuovi mezzi possono mettere in pratica. Alcuni residenti ci hanno segnalato, anche con un certo fastidio, un nuovo intervento sul marciapiede appena riqualificato in Piazza Italia, ritenendo che si trattasse di una scarsa comunicazione tra enti. Premesso che con i lavori per la messa in opera della fibra non di rado ci sono stati degli inconvenienti, almeno in questa occasione non ci sarebbero responsabilità. Infatti è stata riscontrata una perdita di gas e trattandosi di un intervento di urgenza per l'incolumità collettiva, si è dovuto provvedere a riaprire urgentemente il marciapiede. Ma dagli uffici precisano che i lavori saranno eseguiti con perizia e non verranno addebitati al comune. Chiarito il mistero del marciapiede sventrato, permetteteci una difesa d'ufficio per gli inconvenienti causati dai lavori della posa della fibra. È vero che gli interventi per la posa hanno causato dei disagi, ma è altrettanto vero che l'importante investimento per l'adeguamento tecnologico, per la trasmissione dei dati, ci rende un comune avanzato dei cui vantaggi ne godremo tutti, anche per quei pochissimi che ancora non usano internet. Inoltre le aziende incaricate in più occasioni hanno rimediato ai danni, magari qualche volta in ritardo, ma non si sono tirati indietro. Mille Note, un nuovo ristorante a Borgo San Giovanni, di fronte a Eurospar. Aperto per pranzo, specialità al pescato del giorno, dal mare alla tavola, ma per chi preferisce è disponibile anche il menù a base di carne. Buon pranzo al Mille Note! La pesca è parte integrante della nostra cultura e delle nostre tradizioni, è motore importante della nostra economia e va tutelata in ogni modo possibile, anche facendola conoscere alla Mostra del Cinema di Venezia. È stato inoltre avviato l'iter per l'avvio della candidatura a Patrimonio UNESCO della pesca tradizionale promossa da 6 regioni, 9 FLAG e i Fisheries Local Action Groups. Così il consigliere regionale veneto Marco Dolfin dell'Intergruppo Lega Liga Veneta ha commentato l'iniziativa che si è tenuta ieri in Consiglio regionale con la presentazione del docufilm Salsedine, realizzato nell'ambito del progetto di cooperazione Patrimonio Culturale della Pesca a supporto della candidatura della pesca alla lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale UNESCO, prodotto da Twister Film per la regia di Riccardo Stopponi. Presenti all'evento Antonio Gottardo, responsabile Lega Coop Agroalimentare Pesca Veneto, Gianni Stival, presidente regionale Agrital Veneto,
Paolo Tiozzo, presidente Federagri Veneto, e una rappresentanza di Coldiretti Impresa Pesca. Per me è un onore, oltre che un piacere, poter rappresentare un'iniziativa così importante, prosegue Dolfin, voluta dal Consiglio regionale con protagoniste e realtà del mondo della pesca che operano nelle nostre lagune e nel nostro litorale veneto. Realtà territoriali che vanno da Caorle a Burano, Venezia, Pellestrina, Chioggia, arrivando fino a Sacca degli Scardovari. Praticamente tutta la costa veneta viene rappresentata per attirare la nostra attenzione, quella del Veneto e quella internazionale, sul tema della pesca e dell'acquacultura, sulle problematiche e difficoltà che ogni giorno gli operatori si trovano ad affrontare. Servono aiuti, dimostrare di saper fare impresa e gioco di squadra, oltre che economia. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. Erika Baldin, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ora bersaglio di un vile attacco da parte dei Novax rivelato con le scritte apparse sulla Treviso Ostiglia dopo le minacce e gli insulti rivolti allo stesso sul gruppo Telegram WW. Si tratta, afferma Baldin, di un ennesimo inaccettabile attacco alle istituzioni democratiche e questi atti incivili sono ormai il marchio di fabbrica del mondo Novax che negli ultimi mesi hanno fatto bersaglio di ospedali, sedi delle ULSS e anche sedi sindacali. Non si parli quindi della libertà di pensiero che nulla ha a che vedere con gli insulti e le minacce, gesti inqualificabili che non vanno sottovalutati e che costituiscono un pericolo per la nostra democrazia. La tenda di Sara è una realtà situata presso la parrocchia del Buon Pastore con la funzione di asilo notturno. Qua possono trovare ricovero 8 uomini che vivono una situazione di disagio sociale e abitativo e che possono trovare accoglienza per un massimo di 30 giorni. Hanno la possibilità di dormire ma anche di usare docce e servizi igienici. Oltre al personale di figure professionali, il servizio si avvale di numerosi volontari. Lo scopo dell'attività è di garantire condizioni minime di sicurezza agli ospiti, prevenire i danni e i rischi che possono vivere le persone al limite dell'emarginazione, promuovere l'autonomia e offrire una risposta rapida e concreta a chi sta vivendo situazioni emergenziali. Le persone che arrivano qua spesso vivono in balia degli eventi, non sanno più prendere decisioni, non hanno nessuno che li indirizzi, hanno in poche parole bisogno di riprendere le redini della propria vita. Ad ogni ospite viene assegnato un letto, consegnate lenzuola e asciugamani usa e getta. Gli ospiti vengono accolti da uno spuntino, un tè caldo ed operazioni di controllo di routine. Trovano anche un orecchio che li ascolti e la possibilità di dedicarsi a piccole mansioni. L'asilo notturno è stato aperto il 15 febbraio. Sulla sua attività è coinvolta l'Associazione Carità Clodiense, i servizi sociali del Comune di Chioggia, realtà professionali esterne ed associazioni del territorio. Non tutte le persone segnalate sono state ritenute idonee, altre non hanno voluto inserirsi. Ieri la tenda di Sara si è presentata a Giunta e Consiglio durante una terza commissione consiliare che ha dato la possibilità di venire a contatto e dare un'ufficialità a questa struttura che necessita in primis di una rete di associazioni di volontariato e volontari che abbiano la possibilità di collaborare. È stata sottolineata la mancanza di una struttura similare dedicata a donne e a mamme con figli che magari fuggono da situazioni di violenza e che hanno bisogno di una basilare sicurezza, quella di poter contare su un rifugio per la notte e di orecchie che sappiano ascoltare.
Siamo con l'assessore Marangon al termine di una terza commissione consiliare in cui si è discusso della tenda di Sara. Sì, la tenda di Sara è un'esperienza molto importante di un dormitorio, di un asilo notturno dove vengono accolte le persone senza affissi dimora e vengono accolte ma anche accompagnate nel percorso di ripartenza della loro vita. Le conclusioni di questa commissione che hanno bisogno d'aiuto? Diciamo che le conclusioni, la Commissione aveva come effetto quello di dire che questa esperienza è un'esperienza di tutta la città, quindi farla nel Consiglio Comunale dà importanza che è un'esperienza cittadina di tutta l'amministrazione. È chiaro che servono delle risorse, noi stiamo cercando di portare risorse affinché questo possa diventare non un progetto fine a se stesso, ma un progetto strutturato nel tempo. Ti ringrazio moltissimo. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 16 novembre, è la farmacia Al Mare in via San Marco a Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove non è necessario prendere appuntamento per fare lo SPID. Ciao a tutti!